dopo la lettura del Vangelo ci sarà la liturgia dell'ordinazione vera e propria con alcuni momenti di particolare rilevanza. Si inizierà con l'invocazione dello Spirito Santo e poi ci sarà la presentazione del Vescovo eletto con l'omelia poi del Vescovo che lo consacra, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando si fu manifestato ai suoi discepoli ed ebbe mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse: Pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi ami? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: mi ami? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. Parola del Signore. Inizia ora fra poco la liturgia dell'ordinazione. Vogliamo anche noi unirci al canto allo Spirito Santo, al Veni Creator. È Lui il grande protagonista in questa che Monsignor Magarotto prima aveva definito una Pentecoste. Al termine del canto del Veni Creator ascolteremo la lettura del mandato del Papa, in quanto nella Chiesa la nomina di un vescovo è sempre l'espressione dell'unità del collegio apostolico. Inizia ora la liturgia dell'ordinazione. Il rito inizia con l'invocazione dello Spirito Santo sull'eletto. Subito dopo si rivolge un dialogo tra il vescovo ordinante principale e l'eletto, alla fine del quale viene letta la lettera del Papa,
che manifesta quel legame di comunione che unisce ogni vescovo, successore degli Apostoli, con Pietro. Al termine acclameremo con il canto in segno di assenso. Per il canto dell'inno rimaniamo in piedi. Accende lume insensibus, infonde amore in cor